L'amministratore svolge un ruolo quando è all'interno del palazzo comunale, poi ha anche una vita familiare, ha un'attività. Io ho un'attività che ha oltre 40 anni che oggi è stata distrutta. Chi ha voglia di rimettersi in piedi, chi ha la forza di rimettersi in piedi, dove trovo le risorse? Dopo le minacce e gli incendi, un capannone distrutto, un'azienda di oltre 40 anni messa in ginocchio e molti interrogativi ancora senza risposta, è il bilancio del violento rogo che nella notte ha distrutto l'azienda, sede di un'autofficina specializzata nella vendita e sostituzione di pneumatici del sindaco di Malo, Moreno Marsetti. Il capannone in via Europa, Isola Vicentina, è stato completamente divorato dalle fiamme. Un incendio che sembrerebbe non arrivare a caso. Solo qualche mese fa Marsetti era stato bersaglio di minacce di morte, con un biglietto lasciato sulla sua auto con scritto "Ti facciamo saltare insieme alla macchina". Ecco perché le taniche di benzina trovate nei pressi degli ingressi della sua attività lasciano spazio all'ombra del dolo. In 16 anni di amministrazione idee me ne sono fatte tante. Bisogna cominciare a prendere in mano la situazione e cominciare a risolvere le cose come devono essere risolte. Non si può più giustificare, il buonismo non può esserci più in una situazione quando soprattutto ci si accanisce contro un amministratore. Le fiamme hanno impegnato per ore 25 vigili del fuoco che sono riusciti a evitare il coinvolgimento delle attività vicine. Al lavoro anche i tecnici dell'ARPAV e la polizia locale. La struttura completamente inagibile è sotto sequestro e i carabinieri insieme alla Digos sono a lavoro per far luce sull'origine del rogo. Rogo che ha spazzato via in una sola notte un'intera vita di lavoro e sacrifici. Ti demolisce perché un amministratore che si trova in queste condizioni a dover amministrare già con difficoltà, perché già siamo impotenti davanti a certi temi come la sicurezza, ci metti l'impegno, ci metti la faccia e poi si riversa tutto nella tua proprietà, in una proprietà costruita e costituita in oltre 40 anni da mio papà. Adesso ci troviamo con oltre 2 milioni di euro di danni, stimo così, ma saranno anche di più, e con un dubbio se riaprire o non riaprire e continuare quello che ho svolto fino adesso.